Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei Regionali 22-2018, articolo 22. Saluti a tutti gli amici di Cosas Bellas, sa puntata de oggi se veniamo su Arbus. Arbus s'accattara in loco de monti, con sa punta de a Corradrocio, che arriverà a pruso de 700 metri su de Artaria. E poi c'è sa rocca de su Castello. Ma Arbus, pensai che tenni di più di 67 km su de costa, con soru birdi, a un disacatta de spraias de piscinas, de scivu e arenas, logo di adero su de spantumannu. E poi ci sono miniere antiche, in isbrugu su de Monti Becciu, de Ingurtosu, de Cennemari. Dunque è famata come da cose, è famata pure per l'artigiania Arbus, poi in noi e nasce sa resoia arburesa. Infatti se venivo in noi, poi conosci meglio su questa tradizione manna, istugiata in straballo de Valupugeddu, che in una domo beccia, torrata a conciare beni, ha fondato su museo privato de su Corteddu Sardo. In 4 aposentos e usaviri storie e tutto dei resoias arburesas e de sa Sardegna pure, dunque sa tutto is fainas che ha fatto issu e gussus gorteddus che s'agattanta in tutta sa Sardegna. Poi e usaviri un gorteddu mannu, pensai che pesa da più di 300 kg e dunque è diventato uno dei gorteddus più mannus del mondo. Ma in moi che ho questionato di tutte queste cose andavo su impari ad sconoscere meglio. E questo è il numero 15 della Sarruga di Roma e agattato su noi, sul museo del Gorteddu Sardo. Paolo Puceddu, saluti. Saluto Ottavio, ti avete di ma se non a ribasso sei puntuale. Avio. Anda bene. Il Bobby, se tu i puntuali mi contai tutte le fainas che hai fatto tu e che hanno fatto tutto questo su, che a Renecita fai questa cosa bella, questo Gorteddu su tutta la Sardegna. Certo, la Sardegna ti devo una cosa che non riuscisi, ma sicuramente da saci tu e tutti i sardo pure. La Sardegna è la regione dove ci sono i coltellinaio più bravi d'Europa. Cosa. Potta se su bravo su, potta tra noi c'è una specie di rivalità, non può bene, può essere bravo, E in Sardegna ci sono veramente coltellinari eccezionali, Dunque. Veramente bravo su chi ha parlato di questa storia. E dopo so sapere i avanti questo bravo su artigiano, su appunto capazzo di pagare a pillo, tutte queste belle cose. E tu hai fatto questo museo, tu traballa a Ferreri, traballa certo. Su Ferro, tutte queste cose e sgorteddus e tutto. Ma quant'è che ti venivo a Conca di fare in un museo a Pizza su Gorteddu? Sa, intanto sa passione del su Gorteddu, dopo sempre de quando via Piccioccheddu Vittiu, sono figlio dei Ferreri, quindi a bio de quando via Piccioccheddu, e mi è sempre piaciuta questa storia del su Gorteddu. Infatti devo dire, certe interviste con coltellinaio sardo che non ci sono più, de Vartara, de Dorgali, che hanno fatto parte di questa storia, di questa coltelleria sarda. Questa passione mi ha portato poi a fare questo museo. Magari mi veniva a cambiare il lama del coltello antico che non capire adesso un nonno. Ed era una sempre a tutti. Ma che devo cambio a lama, e ti regolo, Questo è bello, questo è beccio, questo è la lama spacciata. Tutte queste cose è un segnale di essere ballato, di essere fatto da tant'anni e quindi che devo conoscere la lama di un acciaio che si cagatta con un lucente e tutto. Se su coltello non ha simile a prosa nuda. Ci perdi sangue. E quindi te faria. Devo dire, ti ho un coltello nuovo e tu mi lasci questo beccio. Ma la gente accettare e per l'averlo mi sono fatto una bella colazione e poi appena a proposito mi sono fatto questo museo. No, questo domo mi pare che sia tutto un bello in pedra, tutto canto. E tanto muore. Questa fiera a domo dove sono nasciuto un tanti e altri 9 frati, si chiama 10 figli. Sono nasciuto su tutto nella mia stanza in cui mamma mi ha fatto tutto in domo e sono nasciuto in noi, 7 maschi e 3 femmine, poi vuota. Chi spinozzi punti bovausa, chi si goglia, chi emigra, chi è a destra e chi è a sinistra,
Adesso però noi, a traballare, ci viene sul laboratorio del babbo, ho comprato tutto, spazio e mi sono fatto sul museo. Ha cominciato a Dom. Invece di cominciare, dopo tutto su che diventa fatto e dopo tornare a Santiago. E ne vestiva fuori questo bellissimo, bella vista che fa piacere. Noi spettatori di Cosas Bellas, Antaviri, scanto un minuto ancora, e Antaviri tutta questa bella sfaina, questo bello gorteddo. De Paolo Puceddu, ma come te un nao teatro Gorteddaio Sardo, che appunto bravo a Cittotto. In noi però, devo poi cominciare la nostra trasmissione, c'è una cosa di adesso di spantumanno. Sì. Questo Gorteddu, che rappresenta? Questo è su Gorteddu più pesante del mondo. Dopo fatto, tu vi già a Guinness? Sono stato il primo in assoluto che ha fatto su Gorteddu registrato in su Guinness del primato. In 76. In 76 ha fatto questo Gorteddu e durato 15 anni questo Gorteddu, come è sul Gorteddu più umano sul mondo. E te succede che in 2000 4 coltellinai sono stati fatti 4 Gorteddu per umano su questo Gorteddu. In Sardegna o in altro luogo? Uno in Sardegna, uno in Abruzzo, uno in Toscana e uno in Francia. E questo Gorteddu che è entro c'è per il suo titolo di sovrumano sul mondo. 80 kg. 80 kg, su è. Con questo comunque ha partecipato a 2 trasmissioni televisive, a Guinness con Alberto Castagna e poi a Roba da Matti con Gerry Scott e Lorena. E abbiamo bisogno di spaziare, naturalmente, se ho Viciocco che dovrà spaziare, adesso si vista. È stata una bella occasione. Contami Paolo, contami dei gusti. Dunque di 80 kg si è passato già a 300 kg. Poi ha fatto questa rasoia, che però non è Samprumanna. Samprumanna si agatta in Sardegna e tiene 30 cm su più lunga. Però è fatta non finita coltellinaio, anche se fa questa rasoia più umana sul mondo, più lunga. Però è fatta male, con tutto il lungo, su salama non è proporzionale, 10 mm su verso di Questa invece è una rasoia proprio come mano a mano, ma come si fa? Questa è proporzionale, è pesante, assolutamente giusto. E linea è che ci ha sposto? Questo è Paducco, che è una linea africana, bella linea, e ormai è del 2001. Quindi tutti 20 anni su che questa non è asciutta e precede la vasca. Ah, 20 anni a voi, è sul 2001. Tutti fanno questa fotografia e si detta precede. Su visitatori che vengono a conoscere questa sfaina. Devono andare a sardo, continentale, arrivano da ogni alunno, cinese. Porta questo museo è stato questo su guida turistica di tutto il mondo. Poi è un museo dove non si paga, è un museo serio, dove gli orari sono sempre stati rispettati, la gente bene a noi agattano sempre. E quindi questo si fa in guida, che ogni anno fanno questo aggiornamento, vinti le cose che schissa la gente. Capito? È scritto bellissimo da visitare, è dato serio con 5 stelle, addirittura è pittichetto. Però è uno dei musei più amauglio, più bello, c'è gente che dubita, questa è una cosa curiosa. E sapete adesso una cosa, come se ha fatto nascere questa bella grosità in sa gente e tutto, si sta castigliando, a mostra messo il museo, andavo. Tocca. Io passo prima a Deo. E questa, Paolo, vuol dire che è il domo delle resoias, ma a resoias antica mera, vero, no? Sì, questo è su un gioco cosa mia, non ti dico ci faccio bene, mi piace portare gente pure a questa meraviglia che ci funte esposta. In noi ad esempio ci funti i coltelli più antichi, addirittura è ossidiana, o coltelli ossidiana originali, mai che si è fatta da e la punta dell'ancia de Selce. Sempre si fa di 4-5 anni sono anticristo, quindi dunque e tu attenti questa lama e ci ha fatto realizzare un manico come tipo di adesso in sando. Non è che mi costa male da fare i casti. Questa pu dovrò fare questa manica dell'ina, pusavo peddi con uoio, con resina e da attaccare la cuore allora mi dava e noi in questa vetrina in cui c'è tutto il cortello dopo l'epoca del 1700
In quest'altra vetrina invece tenevo su i gottelli su 1800 tu casti sempre in sala su 1800 su e in terza vetrina su i gottelli su. Aspetta sì. Paolo, in sala vetrina su 1800 ci fu i gortelli su De Carro, gortelli su Faevani, contammita c'è su gottelli su carro e boisi, su casti sempre in su carro de boisi o de guardo, per esempio la cittadina dell'Inna, dove si attrezzatura si può essere più, che più ferro, la manalla, sechetto, e c'è sempre questo gottello che si chiama gottello di carro, che è un gottello manno che serve proprio lì, sa strada che magari si è tuppata di stuppa, altri dovrà tuppare sa strada, e servono questo gottello si dovrà pulire su giasso, poi vuole passare su carro, e si chiama gottello di carro. E si passa da un gottello manno di carro fino sul gottello pintare su mano. Ad esempio, dove è sul gottello pinta qualcosa che prima Donanta è sfidanzato a sua fidanzata, e fiera a suo volta del donare saneddu, donanta questo gottedello, tu dobbiamo portare come corretto quando si coglianta e dobbiamo pintare su mai questo coccolo, i prodotti di Silvestre, matrimonio, anniversario, compleanno, eccetera. E quindi dobbiamo come corretto. Questo gottedello poi è passato di moda, a volte che hanno cominciato il forno su industriale, se ogni abita poi abbandonò su forno del domo sua, è usanza che poi non serviva più, questa gente non faceva più su mai, però c'è sempre ancora qualcuno che quando si coglie allora sui gottedello pinta qualcosa, che viene sul gottedello era un pegno di amore, era una promessa di amore quando donna andava bene, dunque siamo passati 1700, 1800 e non c'è cosa del massaio. Sì, non c'è francisi, curazza, che si mettevano poco lì vincesa, con le segrestai e tutto. E poi ci fu i gottelli a Serramanico, che fianta a Rasoiesa, non a Magavissa, Salleppa a Magavissa, Sarrasoia invece è a Serramanico, non ha solo un rasoio. No, e noi in Caliano Seus. E noi sull'inizio del 900 fino agli anni 60. Ah, andava bene. Due punti di stress di tipologia del gottello, questo del scrociai, che è sul gottello a Brenti, quindi serviva per scrociare gli animali, su gottello per mungi, per scannai, usato dei pastorisi, e quindi a regolare questa lama strinta, con le drigo, che è famosa di questa tipo di lama e savattarese, tanto lo si comprendi. E poi c'è su gottello del minarore che viene spuntato, porta questo gottello del minarore, di servire non scelti per appai, e quindi a questo punto è pericoloso perché è su scuro, già su scuro. E poi usano come cugliera, il salgaffetta, salgaffetta del brodaglia di Cicero o Gentile o Fasù, cicchettante su mani, e con questa rasoia che ne punta a spatola, quindi alla metta, pappanta volo, pappanta. E sa schina di questa lama c'è sempre la mancanza di materiale che serviva che appoggiando sul dito potete spellare su filo che voi venite scontato sulla fare parte minas. Quindi vi era un gotto da porto sul minerale. La rasa cosa di spanto questa cosa. E noi c'è tutta questa collezione in mano e tutto cosa che si ha regotto. Sì, tutte cose si è regotto con tant'anni su, magari vedere che qualcuno mi accusa questa rasoia, mi cambia su questa rasoia, mi cambia questa lama, mi aggiusta questa mano. E tu ti indonassi uno e mi lascia su beccia, bello, mi sono fatto una bella collezione, ne c'è un mero, se no non ci capita su schireccio. Però già basta, un tavolo, comprendi più o meno. Questa collezione però antica, del 700 a oggi, passavo invece in un altro apposenteggio del suo museo, a ogni ci ti straballo cosa tu a te oggi, cioè tutte le cose che tu fai. E siccome voglio conosci bene da dove tu fai studio, questo tu potevi usare mai, tu potevi tornare a posto e dunque andavo sul stato apposento. Certo. Andavo? Beh, noi ci punti rotto sfaina cosa tua, dunque sa, ma magari non ha fatto di trabanno, non cabantare mai. Questa è questa stanza dove ci sono i gottelli che abbiamo fatto con una collezione particolare. In pratica che te i gottelli su che voi chi ti piace dovrà fare uguale, ecco, è sul prototipo di un gottello che potrebbe essere tutto diverso.
Appunto in meda a manno, ci sono i gorteddu e a resoia si manna a manna, e si fa in taicci, si... Vabbè, appunto in manna, se c'è una manna se più tesa, dipende da qualche dei sughi. Ma se devo andare più una a noi, manna a manna, questa viene. Intanto questo un manico particolare, te, cosa... Questa è una rasoia del gorro del bufalo. Ah. Questa è la stessa faccia di Gesù Cristo. Questa corona di spinsa, vuoi questa lama. Cesti è una lama in Damasco, 160 statue, però è il supremo uomo al mondo che ha fatto questo reballo su Damasco. In questo Damasco si vede, per esempio, sanno attivirare, quindi c'è questa capanna, Gesù, sì. Maria e Giuseppe, e no, c'è questa commetta e questa capanna. E c'è il supremo che ha fatto il reballo sul mondo, infatti, quando Dio ha proposto questo gotello, questa mostra di Brescia, è una mostra a livello internazionale, tutte le riviste del mondo Dante dedicava una pagina, volta via una finestra nuova su Damasco, che è un reballo particolare che si fa di già che ci sia da ciappun'altra, sempre in Damasco, questo è tutto un tarsiare, Ecco, questo è un gorro del bufalo bianco, è fatto con tutto in tarsio, usando il gorro del bufalo nieddu e corre maschera breve bianco. E qui abbiamo fatto tutto in tarsio. In questa maga ci sono avuti 515 in tarsio del gorro, quindi è una maga traballare un paio di pazienza, ma comunque... Pensate in modo di domandare una cosa tecnica del maestro. Devo commenta in meda, penso che sa a resoia, arburesa e questa manna spanciare tutto quanto. Invece noi stai, ci si serve l'arburesa, poi te conta amico, fai il sasa del pesci, beh, se tanto sicuro, che l'arburesa non è sul gotello brenturo che scrociare, l'arburesa è un marchio di questa ditta che fa il gotello, si dice coltelleria arburesa. Questo marchio nostro deve essere brevettato, è un marchio che vuole usare scelti questa famiglia nostra, quindi frati miusu, nevori miusu, figlio miusu, eccetera. E comunque è controllato da noi. L'arburesa vari gotelli a punta, prenti, devi fare con collezione, devi fare con scultura, sempre arburesa. Però osatro è imparato che l'arburesa è su gotello da brenti, ci viene su gotello di scannai che vi ha fatto a patata. E poi si metti sul mercato e si bucca quest'altra forma nuova brentura, che prima non esisteva, antiposto che a Salburesa viene brentura, invece no, Salburesa è un marchio di un gotello che... No, su tu su già sei un brenturo, però, Devo sei arburesa, su senso giusto. Quali è il gotello di gusto che ci punti in noi in esposizioni, che lui ha fatto, che ti piace di Bruso, che tenisi... ti appassiona, ti ha dato soddisfazione. Beh, a pizza di gusto di vostro che tutti i gotelli sono funti belli. Tutto figlio, certo. Però c'è un tipo di gotello di ballerina, che è un gotello bella fini, lungo, elegante, con una lama bella lunga, e sa mai che è sottili. Ne una in cui a Papa e ha fatta poi quando mi sono cogliato e serviva la cosa che sta adulta quando fa questa fotografia. Poi ci capisce a mano mia, e questa devo vita mia, e ha inventato questo gotello a mano mera lunga, eleganti, che bestiere questa lama, che si era adulta. Quindi questa fotografia è mera bella. Questo ad esempio è un gotello particolare che mi piace. Ma comunque mi piace di tutto, ecco, questo è scelto ma che è questionato dell'Amasa, ma vuoi accuzzare l'Amasa e noi tenete una molicedda. Questa è una molla ma funziona ancora? Certo funziona, ragazzi, io devo fare partire con Paco, là. È perfetta, allora. E questa è cozza da ferro sui questa è perfetta, adesso ammorticenda, questa questa in magazza, questa roda si cammina, si firma nel sangolletto di Savrazza, questa luffa, essa gente andare. E sta rottino. I fracci, si può segare su trigo e tutte le cose che si usano prima. Comunque questo due ancora
ogni volta sanno, faccio su presepio viventi e a me mi fate fare il sarrottino su presepio e ci vuole questa mollicella e ci passavo un merino para sta gente, insomma. Dunque, un'altra cosa bella, anzi, più di una cosa, ma Paolo andavo prima, che alcuni colleghi, Ferresi, Tortederi, tutto canto, non c'è una competizione con Dinai, con i bendi de Pruso, con i bendi di ma c'è una competizione che vai sul Corteddu Rubello. E dunque, da voi gusto che a Sardegna e noi tenne una posizione a livello nazionale e internazionale di areruso ed importo umano. E dunque, Sadeo tengo a grosità di conosci esatto il Corteddu su che tu tenis in esposizione in noi. Poi il soprano de Susu ha fatto un apposento tutto dedicato ai Corteddu dei colleghi a Scosatura. Ah no? Ci fu i coltelli, ci matti donavo, ho fatto scambio, devo donare un mio, e questo matti donano e ci dare le battate, ci dare d'orgali, ci dare del nuro, andavo su andavo su questa è la parte del Susu, del Saddommo, e hai fatto il bello soppalco, tutto canto, ma questa è una scelta che da piccare noi. Sa, questa nave che vedete noi a piccare, sa funti, fatta, sa de Giuseppe Lorai, che è il arburese migrava a Düsseldorf. Ah, e tacita. La provincia di Castello ha fatto un gemellaggio sul circolo dei Sadro, che ci punta a Düsseldorf, hanno fatto un libro, e cosa ha comprato questo libro? E in questo libro ci viene questo bronzetto sardo, si diventa 5. E ha fatto questa riproduzione e poi, essendo arboreso, da Saruffi a regalare a l'unico museo che c'è noi Arbus, a me, e devo da questa proposta in noi in mese a regolare questo bravissimo arboreso che purtroppo non reballa in Germania come tanto altro. Ecco, tu hai questionato questa cosa dei Sattros e infatti nei Corteddu 78 in noi c'è questa faina dei Sattros. E come senti di questa vetrinetta? E te ne uso, no? Noi ci funti tutto il Corteddu antico, Beccius, ci dà del Bidecidru, noi ci dà del Bidecidru, de Arbus, Gonus, ci dà de Iglesias, de Carbonia, ci dà del nuovo de Meralogos. Noi funti qualche d'antico, voi invece ci funti proprio Nous, in questa vetrina ci funti il Corteddu Nous, però non ci usa fatto, se te funti per borsa su questa specie di vetrina particolare. In cui lo stesso ci funti a rasoia Novas, in cui funti invece i Corteddu dessa famiglia mia, questa del babbo, frate mio, nevole mio, figlio mio, eccetera, in noi ci funti i Corteddu invece dei coltellinaio sardo, bravissimi, de Vattara. Ti faccio subito una pregunta, ma con tutto il Corteddu che conosci tu in Sardegna, quali è secondo tu, a parte lui, che è super bravo, super adatto a fare questo mestiere, che fa cose particolari, se tutto canto. C'è uno Corteddu che deve essere? Mi fa stare perché se no a parte lui come ti che adesso non sono super bravo, tranquilli che non sono super bravo. Cazzo, uno bravo ti posso demonare, uno che veramente ha rivoluzionato questa linea del Corteddu sardo, che è la tipologia del Corteddu pattarese, però non è fatta a pattata. Però è un Corteddu che ha fatto Sebastiano Spano del Dorgano, sul Tatano Spano, che riesce a donare questa armonia, questo Corteddu a linea talmente bella, gentili, che non pare neanche fatta da uomini che vi era Bovaglio, per Sadiali di no, e quindi vi erano uomini sofferenti, ma era un Corteddu fatto da uno picciocchedù che viene sul mondo elegante, un futuro. Invece l'ha fatto questo uomo. E questo de Ossidiana? In cui è un Corteddu in Ossidiana che ha fatto Peppi Gravas del monastero, che è sicuramente uno dei più bravi coltellinari che treballa la Ossidiana del suo mondo. Questo di Dupozionario, ci andare in mera se la treballa sulla Ossidiana. Ma questo che fa Giuseppe Gravo, sicuramente i punti più belli, cioè non esce a fare ma sottili, cosa difficilissima, quindi noi in Sardegna sono veramente artisti del Corteddu eccezionali. Dunque, se io più questo bello mondo, poi andavo a sapere in basso, l'ultimo apposenteddu, a undi Paolo ha di torrao a bocai a foras, tutto le attrezzature, le fainas,
de su Ferreri e dunque da sa bottega e vi uso a un di nasciti sgorteddus ma esatras cosas puru de ferro e dunque se ingunisi e usa serrai questa attopiu de oi de cosas bellas andau se imbascio. Certo. Beh, tutto questo sgorteddu funti bello su Paolo, però posso realizzare, fai tutta questa sfaina, si è toccata a tenni una bottega di Aici, de su Ferreri, con tutte queste cose. E noi siamo su torrenda coa con su tempo, perché mi pare che funti tutto attrezzatura, che oggi non si usa tanta pruso, che si torna forse sia prima metà del 900, sa no? Infatti, se ne è giusto, tutta questa è un'officina che rispecchierà su sta cartolina di quando non esistesse la corrente elettrica. Quindi tutto funzionerà a mano, si drappano, si cambiano il ingranaggio e quindi ci viene diversa velocità. Su Fordi noi, abbiamo gusto ad esempio, sta mancia che serviva per donare aria a su Fordi, l'aria via veniva bio su fuoco, e su fuoco calentare su ferro e su ferro veniva forgiato. Questa si serve a mancia, quindi non riusciva, e me la gente non riusciva. Si serve a tirare questa mancia, volta subito che chi andare a imparare a un su Ferreri, tirare questa mancia, tutto saldivo calentare su ferro e su mestu donare questa mancia a fine cida. A fine cida su la meridionale questa mancicella, chi donara questa mancia da donare su babbo del su piccioccheddu, da donare su mestu e su mestu da donare su piccioccheddu, non vogliai imparare. E poi che prima ci viene Ferreri bravo, che ci viene forgiare, che picante a Roquefort, bisogna agrai, poserai, sarore su caso, questo è forgiato a mano, un su martello, grazie, è un'opera d'arte, che tu fai il modo uno, non te che artista. Invece prima non fa niente. Normalmente. Quando spicciocchiate, non tenete questa forza di legare questa massa scura, non tenete spicciocchiate. Però vivendo impara a sommesso, non fa niente, imparando a un scuri, a canto scuri, perché si vedono pezzi che all'entro in un certo modo, a come te fare certa spiega prima o poi dopo. Quindi su picciocchiero, appena viene sul mattino, viene già un bravo Ferreri. Bello tutto questo serracco, e serras e tutto canto che ti preparavo e dunque da questo è sul mondo che tu hai connotto di piccioccheddu. Devo connotto, non è che dopo connotto io ci devo sono del 57. Questo è prima del 57, però insomma c'è per poter dormire, questo ci fa vedere a faccia, invece babbo mio era su Fordi, non era elettrico. Non era manovella. Manovella. Capito? E mi gira questa manovella, su Ventolino si serveva e si ballava, esce. Dunque è bella questa botteghetta che si tornava a Bocaglia a Pillo e dunque Paolo ti do grazie, sapete oggi ho conosciuto bene un altro mondo della Sardegna, questa arte antica de fai gorteddus a resoias e ho conosciuto le resoias de Paolo Puceddu, ma pure questa de altros gorteddaius sardus e dunque è stata una cosa di importo e ti do grazie per questa possibilità di casa donao. Dunque e intanto su donato su un altro attovio ai amici nostri del domo, poi è Domenico Chibeni, si va a Preceri e usandai in un altro luogo che conta cosa di tradizioni sarda, e usandai a domo antica de Sant'Adi, un museo etnografico, un arauso, pittichetto, ma di Rubello, ci molte cose di spanto e dunque andavo in pari in Sant'Adi, sa Cira Chibeni. Poi grazie a Paolo Puceddu e a tutta la comunità di De Arbus, poi questo attovio e se lo sapete con saluti. Grazie. Io voglio salutare a voi, saluti e a saluti a tutti. Ciao. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.